Il primo ad arrivare a varcare la porta d'ingresso dei nostri studi è Totò Pennica, entra e si accomoda. Qualche minuto più tardi la volta di Giampiero Carta, seguito poi da Giuseppe Arnone. Non pervenuti gli altri due. Per impegni personali non hanno risposto all'appello Mariella Lobello, candidata della cosiddetta Grande Coalizione, MPA, PD, FLI e API, e l'uscente Marco Zambuto, appoggiato da UDC, Patto per il Territorio e liste civiche. Anche se monco in termini di presenze, il salotto politico di TVA condotto dal nostro direttore Arturo Cantella ha proposto un interessante confronto. È il primo in TV tra i contendenti in corsa per lo scranno più alto di Palazzo dei Giganti. Si sono così sfidati in un'atmosfera non sempre soft. Pennica, proposto dai Polis e sponsorizzato da PDL Grande Sud, Arnone, battitore libero, senza sigle di partiti alle spalle, e Carta, candidato della lista Agrigento Bene Comune, che abbraccia Italia dei Valori, Federazione di Sinistra e SEL. Tanti i temi affrontati, ciascuno ha offerto la propria ricetta, le proprie soluzioni. Un'ora di dibattito, di interventi, di reazioni e provocazioni che hanno animato e acceso a tratti il dibattito. Ecco le loro impressioni a caldo, appena terminato il confronto. Gradevole, interessante, vivace, anche se, come dire, le mie strategie comunicative non sempre sono state condivise dal conduttore. E con una battuta, se vogliamo, abbastanza divertente, io mi ero attenuto alle regole che erano state date all'inizio, cioè che io avevo la facoltà di utilizzare come meglio credevo il tempo e quindi trattare in modo esaustivo alcuni argomenti e anche non trattarne degli altri per far comprendere però alcuni punti programmatici ai telespettatori. Penso di esserci riuscito. La trasmissione mi è parsa molto ben fatta. Utilissimo il confronto e il dibattito televisivo. È ovvio che queste trasmissioni, per quanto gradevoli, per quanto ben fatte, offrono spazi limitati perché i tempi sono ristretti, perché riusciamo a dare delle risposte che non riescono ad abbracciare tutto lo sviluppo completo di ogni singolo argomento. Ne abbiamo tantissimi nel calderone, potremmo parlare, probabilmente nel futuro lo faremo. Devo stigmatizzare, non ne posso fare a meno, l'assenza del sindaco uscente, perché noi siamo 4, ne mancava uno tra l'altro, siamo quelli che ci proponiamo di sostituirlo e quindi l'assenza del sindaco è sicuramente un vulnus, perché i cittadini possono ben comprendere per chi devono votare, per che cosa, per quale progetto, perché dovrebbero confermare nuovamente il sindaco uscente. Questo è stato il primo confronto, è la prima occasione in cui si è parlato di programmi. Per me cos'è la politica? È la risoluzione del problema. Come si amministra Agrigento? Affrontando i problemi, superando le ideologie, non facendo costituire le frequentazioni un motivo ostativo ma una risorsa. Il bene comune e la politica al centro di ogni cosa. L'antipolitica, è soltanto uno slogan. La politica è l'arte del possibile attraverso una regola democratica. La regola democratica passa dal consenso e dal coinvolgimento delle intelligenze. A destra ne ho due e queste due intelligenze non possono essere disperse nelle contese. La politica è una cosa più seria.